Benvenuto a Pieve di Soligo. Grazie, grazie. Mi ha detto che lo spiedo era finito, però ho visto qua che i tuoi ragazzi stanno facendo... Tirando giù, Madonna, Madonna. Sai, io mi emoziono quando vedo queste cose qua. Poi mi emoziono più a tavola, sai? A tavola è sempre una grande emozione. Alberto, ci racconti un attimo come hai fatto questo scuro di quaglie e poi sentiamo come hai fatto questo invece del... Lo stile di quaglie segue sempre la tradizione ancora del 1956, da quando è stato messo in opera, e quindi noi manteniamo la stessa identica tradizione e anche la stessa ricetta e lo stesso modo di metodo di rottura. Grande proloco, a prologo di lunga durata, prologo di lunga esperienza. Ecco perché arrivano a Pieve di Soligo in molti, specialmente per lo spiedo gigante. Arrivano in molti perché il piatto, come dicevo prima, principe, buonissimo, e oggi loro sanno fare anche sinergia con le varie realtà associazionistiche. A Pieve abbiamo i maestri dello spiedo, la Prolocco e l'Accademia che oggi ha cucinato, e magari i maestri dell'Accademia tu sanno due parole anche loro adesso su... Questi sono i nostri maestri, diciamo, che hanno collaborato per stavolta con la Proloco, poi ogni tanto ci diamo questo scambio di aiuti. È bellissimo anche questo, vero? Tanto le porzioni sono finite tutte, adesso non ce n'è rimasta una. E allora per adesso la finiamo sullo spiedo qua, però fra poco ci vediamo a tavola. Ragazzi, a fra poco. Fare l'eccellenza della giornata allo spiedo per il sindaco, per il presidente e anche un pochettino per l'operatore, vero sindaco? Sì, te lo facciamo assaggiare a te oggi, dai. Grazie a tutti i telespettatori, grazie a 3-1 per l'attenzione che ci hai riservato, e torna quando vuoi a Pieve di Soligo per condividere con noi queste gioie. Oggi Bruno sei stato ospite qui a Pieve e ti invito ad essere ospite nostro quando vuoi, sei sempre benvenuto a Pieve di Soligo. Tradizione di Pieve di Soligo, spiedo che hai assaggiato, che ti sei reso conto di qual è il nostro prodotto. Grazie a te, grazie al nostro sindaco che rappresenta tutta l'amministrazione comunale, grazie a tutti i volontari della Proloco e grazie alla città di Pieve di Soligo. Un brindisi a Pieve di Soligo, un brindisi al sindaco.